Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, e oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Grazie Natalia, che meravigliosa canzone, che meravigliosa voce, già perché ci sono delle voci, cari amiche e amici di Radio Libertà, Pop Economia Rumore, che non si spengono mai. E la nostra copertina musicale oggi è tutta per lei, la grandissima Ornella Vanoni, leonessa di Milano e della musica, voce unica, donna libera e coraggiosa. Ed oggi sì è martedì 25 novembre, non un martedì qualunque, nemmeno quello di oggi, perché è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A proposito di donne, 12° rapporto Eures sul femminicidio in Italia ci restituisce dei dati mostruosi. Sono 85 le donne uccise, pensate, solo nel 2025, e l'ONU dice che sono 50.000 quelle uccise nel mondo nel 2024. E sempre oggi le Camere hanno un importante compito, cioè quello di approvare 2 testi, e si parla per la prima volta dell'introduzione di una nuova fattispecie di reato dell'articolo 577 bis del Codice Penale e di una nuova definizione di violenza, secondo cui il sesso senza consenso è stupro. Ma c'è anche un'altra violenza, quella economica. Parliamo di economia, di dati economici, è proprio così. Sapete, il 4,8%, ripeto questo dato, delle donne non ha ancora un conto in banca e subisce per questo motivo pugni e vessazioni psicologiche da parte del partner. Andiamo al fronte conti, entriamo in queste ore, proprio in queste ore cruciali, nella settimana decisiva per la manovra, e qualcosa può ancora cambiare per quanto riguarda gli affitti brevi, il fisco, una manovra che spaventa sempre di più gli italiani, che chiedono misure popolari, sì, esattamente pop, dicono gli ultimi sondaggi, misure più semplici, più popolari, più a misura di persona. E allora noi, a proposito di misure, a proposito di consumi, a proposito di costi, abbiamo oggi il piacere di ritrovare il presidente di una importante associazione di consumatori, Assoutenti, lo conoscete ormai, un volto e una voce amica di questa trasmissione, e lui è Gabriele Melluso. Ben ritrovato, presidente Melluso. Ben ritrovati a voi, ben ritrovata a te, e ti ringrazio ancora, e tutti i radioascoltatori che ci seguono. E allora, presidente, oggi tanti dati da commentare. Abbiamo anche in scaletta Gianmarco Centinaio, che ha un'importante delega per il turismo, vicepresidente del Senato, tra poco arriverà, e con lei voglio subito commentare i dati economici sulla violenza contro le donne, perché è anche sempre un fatto economico. Cosa vuole dire su questo lei, presidente? Cosa pensa? Noi siamo impegnati già da molto tempo all'eliminazione di ogni forma di violenza sulle donne, e la cosa importante che lei prima ha menzionato è proprio la violenza economica sulle donne. E noi proprio in questo mese, che è il mese dell'educazione finanziaria, stiamo attivando una serie di percorsi di educazione e conoscenza per quanto riguarda la gestione e per quanto riguarda l'accesso al credito. Quindi per noi è fondamentale, come ha detto poc'anzi, anche dare i rudimenti di accesso alle donne per la gestione del conto.
Tra l'altro noi abbiamo attivato anche uno sportello nei nostri sportelli antenna in collegamento con le consigliere Ma di parità bene. territoriali per cercare di dare assistenza in caso di qualsiasi tipo di violenza, perché se la violenza alle donne viene segnalata in un luogo dove non è ostile, come un'associazione dei consumatori, dove si va con la bolletta e si può parlare anche della propria violenza, non c'è quel timore di riferire davanti a un camice bianco o comunque un contesto più ordinario rispetto a quello usuale, più accomodante che può essere un'associazione dei consumatori. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter tutelare una persona qui proprio in Campania, dove mi trovo io, grazie alla segnalazione proprio durante un reclamo per una bolletta. Ah, E questa quindi è una cosa davvero bellissima. Ci racconti meglio, Presidente? Una cosa davvero molto, molto bella che ci sta dicendo. È stato fatto il segnale di aiuto, quello usuale, utilizzando il pugno, e quindi noi ci siamo accorti di questa segnalazione e abbiamo aiutato questa persona dalle sue vicissitudini familiari. E adesso si è avviato un percorso, grazie anche alla collaborazione che abbiamo con le ASL di competenza, perché noi siamo anche esperti in contrasto sul gioco d'azzardo, e il centro SED di competenza ci ha aiutato per recuperare e per tutelare questa persona. Quindi diciamo è anche lo slogan che noi abbiamo lanciato oggi nella giornata internazionale di eliminazione di qualsiasi violenza questo slogan? sulle Se donne. lo dica, ho visto qualcosa, mi piace molto. Ce lo può ribadire? Sì, è uno slogan che nasce proprio da questa esperienza, e quindi noi riprendiamo proprio questa esperienza che abbiamo avuto in questo sportello, dicendo appunto che il luogo diciamo più usuale, quello del nostro sportello, rispetto ad un luogo un po' più austero, con un camice bianco o con un contesto, può essere il momento per liberarsi da una violenza. E il nostro slogan di quest'anno è proprio questo: basta violenza, e noi prendiamo un impegno nei confronti delle persone che hanno questi problemi. Gli sportelli nostri di Assodenti sono un luogo sicuro dove poter parlare di queste cose. Benissimo, ottima cosa. Presidente, veniamo ad un altro tema che vi è molto caro ed è caro a tutti noi, le truffe, e soprattutto quelle truffe che sono state avvistate da voi, Associazione dei Consumatori, proprio nel weekend trascorso, quello famoso del Black Friday. 2 consigli veloci per non incappare in queste truffe per i prossimi Black Friday e per le prossime pubblicità. È bene che noi siamo attenti e consapevoli nei gesti che compiamo, a volte in maniera automatica, perché il web ha le sue truffe, e quindi qualche consiglio semplice: pianifichiamo, come si faceva un tempo per i saldi, l'acquisto facendo dei confronti su altri siti o addirittura lo stesso prodotto venduto in un negozio fisico. Quindi acquistiamo da venditori affidabili. Come si fa a verificare? Ritrovando la partita IVA di riferimento del commerciante, o se andiamo su negozi che sono apparsi di recente, il dubbio ci deve venire. Ma la cosa più importante è quella che nell'indirizzo URL, quello di inserimento del nome, del nominativo, ci sia la dicitura HTTPS, perché la S sta appunto sulla verifica e sulla sicurezza del sito. Controllare l'offerta appunto con occhio critico, come lo facevano tanti anni fa i nostri genitori e i nostri nonni, quindi stare attenti e vedere il prodotto con occhio critico. E poi la cosa importante è proteggere i propri dati all'atto della vendita, quindi utilizzare delle piattaforme di intermediazione che danno una serie di tutele, di assicurazioni nell'acquisto. E la cosa importante è capire se c'è appunto il money back, nel caso in cui c'è una cosa che non va, trovare un sito che ci garantisca appunto che i soldi possano tornare indietro. La cosa importante è di conoscere sempre che sono tanti truffati dopo questi eventi così clamorosi, tipo il Black Friday. Sì. Quali sono i vostri dati? Abbiamo avuto per la maggior parte segnalazioni di giovani, di adolescenti, perché la generazione Z, i cosiddetti nati col web in tasca, sono quelli che cadono più spesso nelle trame del web.
perché essendo sicuri di navigare in un posto sicuro, il più delle volte restano veramente imbrigliati. Quindi la nostra attenzione è quella nell'educazione delle giovani generazioni all'utilizzo specialmente di questi siti. Ma la cosa importante è ricordare che noi abbiamo, ai sensi del codice del consumo, 14 giorni di tempo per il nostro diritto di recesso. Quindi è fondamentale avere conoscenza, e quindi se il prodotto che noi abbiamo acquistato non è conforme o non è arrivato, segnalare e reclamare, ma per di più se il prodotto non è conforme o ha qualche difetto abbiamo 14 giorni di tempo. Questa è la cosa importantissima. Ottimo e E poi prestoso. una cosa proprio per chiudere, la vera occasione è scegliere con consapevolezza, ed un prezzo troppo basso è sicuramente sintomo che qualcosa non va. Quindi poche regole sane, ma che i nostri nonni ci hanno sempre insegnato. Queste sono le regole base che noi stiamo dando. Regole base che dobbiamo il Black sempre osservare, insomma, occhio, come si dice a Roma, alle sole, caro Presidente Melluso. Una battuta velocissima, so che lei riesce benissimo a sintetizzare il tutto, noi ci portiamo avanti, e ancora a fine novembre, ma le luci di Natale si sono ormai abbondantemente accese. Come sarà questo panettone di Natale? Avremo il pacco o il panettone a livello di consumi? Ci riaggiorniamo, strada facendo, ma ci dica un po' le vostre previsioni, così cominciamo a regolarci, no? Le previsioni sono che gli italiani vogliono un panettone sempre più di alta qualità, quindi altissimo livello dei contenuti, degli ingredienti e anche delle materie prime, ma che, come noi ben sappiamo, avendo dei rincari anche nell'ambito del pasticcero caseario, ci sono i prodotti principali che aumentano tantissimo, e generalmente il prezzo varia da 25 a 45 euro a chilo. Ripeto, 25 euro a chilo, da 25 a 45. Questo è uno studio che è stato fatto appunto dagli amici di Casartigiani, dove hanno rilevato che appunto i costi di produzione per riparazioni artigianali restano elevati per via dell'aumento di burro, uovo, zucchero, e particolarmente per la quota dell'energia che ancora resta non tanto accessibile, non tanto per i prosumer, quindi per i consumatori. Un tantino alta, diciamo, per usare un eufemismo. Sì. Quindi il costo varia da 25 a 45, ma restiamo con prodotti di qualità e eccellenza che rappresentano il Made in Italy anche nell'alimentare. Grazie Presidente Melluso, la libero perché so che lei deve andare, ma ci riaggiorniamo strada facendo un po' prima del Natale per vedere come dobbiamo regolarci al supermercato e come dobbiamo riempire il nostro carrellino o carrellone della spesa. Grazie di nuovo di esserci sempre. Grazie. Abbraccio forte, grazie. Grazie a lei. A tra pochissimo con Gianmarco Centinaio, a tra pochissimo tutti i risultati del dopo regionali. Rimanete con noi, Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci, è sullo sfondo la mitica voce della splendida Ornella Vanoni, come non ricordarla. Oggi lo ripetiamo, giornata mondiale contro la violenza delle donne. In questi minuti, sì, in questi momenti ci sono le Camere che stanno approvando 2 testi, una nuova fattispecie di reato dell'articolo 577, e so che abbiamo collegato finalmente il senatore Gianmarco Centinaio. Come sta? Molto bene. Molto bene. Cuore leghista in festa, senatore Centinaio. E allora come si va? Lei è contento oggi, no? Immagino che lei sia contentissimo. Ci dica un po'. Beh, diciamo che sono molto contento, anche perché il risultato del Veneto dimostra ancora una volta che quelli che ci dicevano
che eravamo finiti, che non esistevamo più, che Zaia aveva rotto le scatole, quelli che dicevano che Zaia non si doveva candidare perché si dava troppo potere, che non si bisognava mettere il nome di Zaia sulla lista, che non poteva essere candidato presidente, eccetera, eccetera, eccetera. La risposta a tutta questa gente l'hanno data i cittadini del Veneto, i veneti. Ecco, ma chi erano quelli che dicevano che Zaia non doveva candidarsi? Perché lui voleva proprio candidarsi. Sa che è stato qui in linea con me, con noi, giorni fa. Luca Zaia ci ha detto tante cose. Chi erano questi gufi che non lo volevano? Ci racconti un po'. Ora si può dire, no? Dopo voto. Dopo voto si può dire che diciamo tutta la politica che diceva che il terzo mandato non doveva essere fatto perché un presidente che dopo 2 mandati, un presidente che si fosse ricandidato era dare troppo potere a questo presidente, e quindi bisognava trovare altro, e quindi e quindi Zaia era troppo, e quindi tutto quello che praticamente hanno lanciato. Ci siamo detti molte volte qui con lei, ci siamo detti molte volte. Hanno lanciato la sfida alla Lega e hanno lanciato la sfida a Luca, e quindi grande risultato di Stefani, perché comunque Stefani ha portato un grandissimo risultato al centrodestra veneto e alla Lega veneta, ma comunque grande risultato della Lega, perché effettivamente i veneti hanno dato una risposta a tutti. Hanno dato una risposta anche a chi, come Fico, l'attuale neopresidente della Campania, durante la campagna elettorale diceva che ai cittadini italiani dell'autonomia non gliene fregava niente, forse i cittadini campani dell'autonomia non gliene frega niente, ma la risposta che hanno dato i veneti è che la parola autonomia non è passata di moda. E questa è una cosa importante. In Veneto abbiamo capito che nel nord la Lega c'è, e come se c'è, questo è poco ma sicuro. E al sud però come la mettiamo con l'autonomia? Pare che il sud non raccolga molto, non recepisca molto. Il risultato parla chiaro. Dopo 60 anni di altro è ovvio che non puoi fare tutto dall'oggi al domani. Anche qua io penso che comunque poco per volta passi da fare ci sono. Matteo Salvini è stato molto sia in Campania che in Puglia. Claudio Durigon ha fatto, a mio parere, comunque un lavoro di organizzazione per quanto riguarda queste elezioni, e la strada è un po' più lunga, ecco, mettiamola così, la strada è un po' più lunga, perché votavamo in Campania dove c'era un candidato presidente che è stato il re del reddito di cittadinanza, se ci pensiamo, no? E quindi il lavoro che deve essere fatto da chi invece la pensa in un modo diverso, cioè da noi, è sicuramente un po' più lungo. Io sono sempre convinto che comunque non si deve demordere, e bisogna ringraziare tutti quei cittadini di Campania e Puglia che credono in questo progetto e ci hanno aiutato. La sento veramente carico, senatore Centinaio, sembra quasi che ancora lei in campagna elettorale, davvero l'entusiasmo è travolgente, perché andiamo un po' sul concreto. Zaia, che ribadisco è stato qui, ha parlato con noi di molte cose, ha preso, leggo qui, quasi 200.000 preferenze, e ora lui giura che rimarrà in consiglio regionale. Sinceramente io sono un po' scettica, comunque vedremo che cosa accadrà. Lei, non so, è scettico? Secondo lei rimarrà in consiglio regionale Zaia? Una battuta? Cosa ne pensa? Non lo so, sinceramente non lo so perché vedremo come andrà a finire le cose, però se dovesse rimanere in consiglio regionale penso che farà bene il suo lavoro, e se non dovesse rimanere in consiglio regionale vorrà dire che andrà a fare altro che sicuramente sarà altrettanto importante. Io ho amici, visto e considerato, guarda, mia moglie è veneta, e quindi immaginatevi in casa mia l'esultanza di ce l'ho raccontato molte volte, chissà che gioia. Da noi ieri si festeggiava più che quando l'Italia che ha vinto i campionati del mondo. E di conseguenza tanti nostri amici hanno votato Luca, tanti nostri amici hanno votato candidati della Lega, tanti nostri amici che che alle ultime elezioni non avevano votato Lega, questa volta hanno rivotato Lega, quindi questa è una cosa molto 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 importante, e di conseguenza io sono convinto che il lavoro che verrà fatto da Stefani e dalla squadra dei consiglieri regionali della Lega e dagli assessori penso sarà un ottimo lavoro.
Un ottimo lavoro. Allora, 200.000 preferenze, il voto ha premiato sicuramente quel nord operoso, come ha ribadito qui molto bene Zaia, e anche moderato, diciamo anche moderato. Ora, stavo sentendo che Luca Zaia è stato intercettato da alcuni colleghi, sempre maliziosi, noi giornalisti, colleghi, che rispetto agli estremismi gli hanno fatto una domanda provocatoria e lui ha detto, il voto la dice lunga su come dobbiamo andare. Ecco, andiamo un pochino fuori le regionali, fuori i territori. In nazionale, lei cosa pensa? Dove dobbiamo andare? Dove si deve andare? Dove si deve andare lo deve dire Matteo Salvini. Perché penso e sono convinto, Matteo è stato rieletto segretario a furor di popolo alle ultime elezioni per la segreteria nazionale, e dove dobbiamo andare ce lo deve dire lui. E Matteo, la forza di Matteo è che è sempre stato bravo a trovare una mediazione tra, posso dirlo senza pensare chissà che cosa, alle varie anime della Lega. E di conseguenza sono convinto, per esempio, che c'è un'anima molto più moderata, che è l'anima dei presidenti, l'anima di tanti noi parlamentari, no? E poi c'è un'anima magari più rivoluzionaria, più diversa, ecco, più meno moderata di altri, e quindi Matteo deve saper trovare quella giusta mediazione. Secondo me lo sa fare, perché ci è sempre riuscito, e anche questa volta, scegliendo come candidato presidente, facendo di tutto affinché Alberto Stefani diventasse il nostro candidato, il candidato del centrodestra, perché Alberto è comunque una persona molto moderata e molto pacata, ed è piaciuto tanto anche per questo in Veneto. E poi il volto giovane, no? L'erede, il volto veramente giovane della Lega. Certo, quindi anche a livello nazionale secondo me bisogna trovare la giusta mediazione. Come sempre lei è stato fatto in sicuro che passato. se la farà, insomma, lei è convinto che si riuscirà anche questa volta a mediare tra tutte le varie anime? Ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche questa volta. Ecco, poi c'è un danno che è anche un malanno, quello dell'astensionismo. Ne vogliamo parlare? Alessandra Ghiseri, che spesso si collega qui con me, con noi, sul Quotidiano del Sud, dice la politica è senza appeal, ce l'aveva spiegato anche molto chiaramente tempo fa, però lo ribadisce a chiare lettere, e il risultato delle urne, dice lei, è un monito per Meloni. È un monito per Meloni questo risultato, cioè questo scarto tra territorio e opinione che comincia a diventare veramente così forte. Come si fa? Perché questo è un danno per tutti, Sì, io invece sono d'accordo con lei, è un danno per tutti, non è solamente un monito per la Meloni, non è un monito per la Meloni, non è un monito solo per la Schlein o per Salvini o per i vari leader, è un monito per tutti. Cioè, io penso che il consenso ce l'hai ormai se parli di cose concrete, e se fai vedere che se fai vedere queste cose, esempio Federica, esempio altri candidati, altri presidenti di regioni di altri o sindaci di altri partiti, se fai vedere che sei in grado di fare le cose, la gente ti segue, la gente ti vota. Se invece siamo qua sempre a parlare del sesso degli angeli e a dire quanto è cattivo l'avversario, va a finire che dopo un po' la gente si rompe le scatole. La gente ha bisogno di cose concrete, e l'assenteismo da parte dei giovani, ecco, questo è un monito anche a noi della Lega, perché non c'è nessun programma elettorale di nessun partito che parla direttamente ai giovani. Il problema è che noi dobbiamo metterci nella testa dei giovani, ascoltare i giovani, non solamente fargli attaccare i manifesti, e fare come ha fatto la Lega, candidare un giovane che abbia una visione di dove vogliono andare i giovani, perché il futuro del nostro paese è loro, e se noi non parliamo a loro, a chi parliamo? A noi stessi, e allora la gente non ci vota. Una battuta sul turismo, perché oggi siamo in grande ritardo. Allora, il turismo in Italia, lei è un importante dipartimento, è responsabile del dipartimento della Lega per il turismo, in Italia sono molto buoni, i dati confortanti. Poi a Roma ci sono anche gli stati generali del turismo, visto con il sindaco Gualtieri, il presidente Rocca. Ecco, i dazi in tutto questo, ce lo siamo detti anche molte volte con lei, non hanno scalfito più di tanto. Come va questo turismo? Il turismo per fortuna sta andando bene, perché il nostro paese è un paese che ha saputo e sta riuscendo a cogliere i cambiamenti nei gusti dei viaggiatori. Fino a poco tempo fa mare, montagna, e basta, o città d'arte. Adesso la gente vuole anche altro, e l'Italia, contrariamente ad altri paesi, l'Italia è più elastica, è un paese La sentiamo molto male,
Sull'elasticità ci si è interrotto il senatore Centinaio e allora cerchiamo di vedere come va Natalia, altrimenti dobbiamo purtroppo chiudere. Avevo anche una domanda sulla legge. Eccolo, mi Eccomi sente? Eccomi qua, sì, la sento bene. C'è stata una flessione sui dati del turismo, non l'abbiamo sentita sì, molto, sì. però ecco, cerchiamo di recuperarla. Ho una domanda, una risposta velocissima, la prego. Dopo le elezioni regionali c'è Donzelli, no? Fratelli d'Italia, lo stesso Donzelli che, si ricorda, lo commentiamo proprio con lei, aveva un pochino aperto al famoso terzo mandato di Zaia, poi è andata come è andata, che dice serve una riforma per mantenere la stabilità, legge elettorale. Come la vede lei? Ma sulla legge elettorale ragioniamoci, sulla stabilità, questo è un governo stabile, è uno dei governi più stabili della storia della Repubblica Italiana, di conseguenza non penso che serva una legge per i governi stabili, serve buona volontà per fare governi stabili. E sulla buona volontà io la saluto, ci applicheremo tutti in maniera molto volontaria e la saluto, la ringrazio e l'aspetto quando vorrà. Grazie senatore Centinaio. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo, ci sentiamo tra pochissimo, dopo la pausa pubblicitaria. Rumore, tanto rumore sulla sicurezza. State con noi. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. E allora ascoltateci, avete sentito la pubblicità con la voce del mitico Vincent De Maio, la tua radio, la vostra radio, la radio più libera che c'è, collegatevi con noi sulla Radio DAB, sulla pagina Facebook se volete su radiolibertà.net e anche su YouTube. Ascoltateci. E allora ho il piacere oggi di farvi conoscere un nuovo ospite. Lui è Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, un'associazione sì di consumatori, ma anche molto attenta alla tutela ambientale e anche molto attenta al sociale, cioè al recupero di tante persone in difficoltà. Fabrizio Premuti è in linea? Eccoci, buonasera a tutti, buonasera radioascoltatori.
Buonasera caro Fabrizio, e intanto aspettiamo anche Fabrizio Santori, una voce amica, lo conoscete ormai, il consigliere comunale di Roma e capogruppo della Lega in Campidoglio, anche lui molto attento ai problemi del sociale e della sicurezza, tra poco interloquirà con noi, ci raggiungerà. Intanto Fabrizio, mi fa molto piacere davvero farti conoscere ai nostri radioascoltatori, perché con te voglio parlare dei problemi di Roma, ma non i problemi in generale, di un problema che è il problema dei problemi, la sicurezza, o meglio l'insicurezza, la mancanza di sicurezza che sta attraversando questa città, che non è una percezione, ma ci sono dei dati reali. Ora, io vorrei partire con te, prima di enunciare i fatti, che sono tanti davvero, e tu li conosci perché sei romano e sai davvero molto bene la realtà di determinate periferie, e ora ti cedo la parola e ci racconterai tutto, ma partiamo da un dato che scaturisce dai fatti e poi lo commenteremo anche con Santori. Il 64% si sente meno sicuro, sempre sondaggio di Alessandra Ghisleri, e la garanzia dell'ordine pubblico per 6 italiani su 10 vale addirittura la scelta del voto. Vale la scelta del voto, lo ripeto, perché questo sta diventando un discrimine, un problema determinante. Poi c'è il senso di paura che attraversa le donne. Oggi siamo in una giornata importantissima per le donne, la giornata mondiale contro la violenza, l'ho detto in apertura, il senso di paura che sale al 70% per le donne, e poi tanti episodi a Roma, una bomba carta esplosa pochi giorni fa, l'aggressione al youtuber Cicalone, che presto sarà qui in collegamento con noi. Sapete, Cicalone è lo youtuber che difende i cittadini dalle borseggiatrici e borseggiatori anche a Milano, e poi c'è quella voglia, quella richiesta molto forte dei cittadini che dicono: ma qui ci sono pochi agenti, parlo sempre di Roma adesso, per sorvegliare i quartieri di Roma che sono grandi come Milano e Bologna. Fabrizio, raccontaci un po' che cosa succede in qualche quartiere di Roma, in uno in particolare. Io so che tu sei posizionato in un quartiere specifico, ora ce lo dici tu, a livello di sicurezza. Raccontaci un po'. Beh, voglio dire, qui da raccontare c'è veramente tantissimo, perché le zone di Roma che sono purtroppo poco vigilate, dove la sicurezza diventa, come dire, una chimera che viene ricercata dai cittadini per bene, ma che purtroppo non viene trovata, proprio perché c'è carenza del personale di vigilanza, c'è carenza della polizia, c'è carenza dei carabinieri, c'è carenza delle forze dell'ordine. Noi, le stavi dicendo con molta precisione tu, noi vigiliamo Roma come se Roma fosse una cittadina di provincia da 100.000 abitanti, ma Roma non è così, ha un'estensione all'interno della quale c'entrerebbero 15 delle maggiori città italiane. Quindi Roma andrebbe vigilata in una maniera totalmente diversa, e soprattutto la presenza delle forze dell'ordine dovrebbe essere, come dire, sentita, vista dai cittadini, cosa che purtroppo non avviene per questa rarefazione che c'è. Noi siamo nel 6° municipio di Roma, un municipio che grazie a chi lo sta dirigendo sta cambiando in questi anni, sta andando verso, come dire, una parte positiva, ma che dove c'è ancora purtroppo tantissimo da fare, perché è il municipio dove c'è più criminalità che in tutti gli altri municipi romani. Questo perché abbiamo Villaggio Falcone, che è una zona di case popolari che è stata purtroppo, come dire, usata come sistema di deportazione di un certo tipo di popolazione, c'è Torbella Monaca. Siamo poi, come dire, ai confini con Quarticciolo, 5° municipio, dove sappiamo benissimo quali sono le aree di criticità. Basti sapere che qui qualche tempo fa, parlo di un anno fa circa, 2 macchine si rincorrevano l'una con l'altra, sparando l'una contro l'altra, e uno di quei proiettili ha colpito una signora di 83 anni che usciva dal supermercato, aveva appena fatto la spesa, e questa signora ci ha rimesso la vita. Ecco, e siamo questo a Roma, non siamo nei bassi del sud, non siamo in zone con camorra e con mafia, cioè siamo a Roma, Fabrizio. Siamo a Roma, mi stai restituendo un quadro veramente drammatico, drammatico. Questa è una scena che era vista nei film del Far West, no? Le diligenze che si rincorrevano e si sparavano l'una con l'altra, e invece no, questo è successo in un orario tranquillo dove la gente esce, va a fare la spesa
e crede di rientrare tranquillamente a casa, invece a casa non ci rientra più. Ma vogliamo dire di quartieri diversi dove sembrerebbe di poter star meglio il quinto municipio. Il parco del quinto municipio, un parco bellissimo di giorno. Ecco, siamo in dove zona per far capire anche a chi non è di Roma, Fabrizio. Quinto municipio, che cosa intendi tu? Diciamo la zona Stiamo esplicitamente. parlando della zona di Centocelle, della zona del Quarticciolo, stiamo parlando quindi dell'inizio della Prenestina, Centocelle, della Fabrizio, Casilina. scusami, che non è una brutta parola, perché ora quando si dice Centocelle c'è sempre un'accezione negativa. C'è una storia assolutamente anche dietro, no? Ecco. Centocelle è un quartiere che fino a 10 anni fa è popolato dalla media borghesia, dalle persone, da impiegati, da commercianti. Era un quartiere tranquillamente vivibile. Oggi si sta trasformando e questo purtroppo porta a veder crescere la criminalità e la microcriminalità. Basti pensare che all'interno di Centocelle c'è una piazza centralissima che è Piazza delle Gardenie, dove c'è la fermata della metro C, e sto parlando di una piazza che è contornata da palazzi abitati da persone per bene. Ecco, su quella piazza è impossibile poter accedere dopo le 20 la sera, perché bande degli baby gang si affrontano a colpi di colli di bottiglia, di coltelli e qualche volta anche di revolverate. Ecco, questo io credo che sia inaccettabile in un paese civile, inaccettabile nella capitale d'Italia, inaccettabile in una capitale che dovrebbe essere un gioiello. Oggi hanno fatto la conferenza sul turismo di Roma, no? Ne hanno decantato le bellezze. Roma è una città meravigliosa, bellissima, lo dico io che sono nato a Piazza Navona, quindi proprio al centro di Roma, e guai a chi tocca Roma. Core di Roma. E ti interrompo un attimo, Fabrizio, perché abbiamo in collegamento, mi segnalano dalla regia, anche Fabrizio Santori, lo ripeto, consigliere comunale, capogruppo della Lega in Campidoglio. Fabrizio Santori, sei in linea? Sì, buonasera, bentrovati. Grazie. Buonasera, caro Fabrizio. Allora, non so se... Grazie di esserci. Abbiamo in collegamento, mentre insomma ti aspettavamo anche, Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, che ha un'associazione molto dedita anche al sociale, insomma si occupa anche di tematiche sociali. Ecco, ci sta raccontando Fabrizio Premuti delle cose veramente al di là di ogni immaginazione, cioè scene da Far West a Roma, cosa succede nel quartiere Centocelle, zona quinto municipio, cosa succede in dei quartieri che sono, sembrano essere, che sono dimenticati, e la violenza, la criminalità, ci dice Premuti, è inaccettabile, è vero Fabrizio Premuti, inaccettabile in una città come Roma, capitale d'Italia. Ecco, abbiamo cominciato con te, Fabrizio Santori, la scorsa puntata a cercare di capire cosa succede a Roma, perché non è solo Milano, ma Roma è la sorella in questo senso, la sorella di Milano, ma in termini negativi, in accezione negativa. Che cosa sta succedendo e di chi è la colpa di tutto questo? C'è un tema collegato alla sicurezza che è molto complesso, chiaramente, intanto perché le grandi città in Europa stanno vivendo un momento di estrema difficoltà per la radicalizzazione, la presenza di taluni comportamenti che sono in alcune zone più accentuati, soprattutto nelle zone semi-periferiche e periferiche, ma non è detto, perché al Terni, all'Esquilino, accade di tutto, noi abbiamo le testimonianze dei comitati, spaccio di droga, aggressioni, mercatini illegali, c'è di tutto. Questo è dovuto a mio avviso, a una mancanza di un'azione congiunta tra l'amministrazione capitolina con la polizia locale, che ormai non si occupa più solo di fare multe, ma è una forza che è fondamentale per la conoscenza del territorio, delle informazioni, con le forze dell'ordine, con varie azioni che devono essere messe in campo dalla prefettura, che è appunto guidata, il prefetto guida il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, dove sono presenti al tavolo tutti i comandanti, il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il questore, il sindaco, il presidente della regione, cioè serve un'iniziativa congiunta, spesso viene un po' sottovalutata
soprattutto dalle istituzioni, cioè il sindaco partecipa raramente, secondo i nostri dati non ha mai partecipato al Comitato dell'Ordine e della Sicurezza perché ritiene che la sicurezza sia una questione solo di carattere nazionale. Ma noi abbiamo la sicurezza sicuramente di ordine pubblico, controllo del territorio, ma abbiamo anche quella sicurezza urbana che consente, con la generazione della polizia locale di poter intervenire, stanare situazioni che arrivano per esempio da negozi, perché chioschi che vendono droga o alcol che viene venduto a qualsiasi ora senza il rispetto del regolamento. Tutto questo compartecipa a una situazione di caos e di degrado e di insicurezza che ormai è divenuto, per chi commette questi reati o comunque ha comportamenti di questo genere, un fatto di avere le istituzioni che si disinteressano a loro, che possono fare quello che vogliono, che di fatto non sono controllati da nessuno. E tutto questo incrementato nel corso del tempo, nel corso delle giornate, perché non è solo ormai la sera, vediamo fatti di questo genere, abbiamo visto lo stupro recente che c'è stato in un parco avvenuto durante il giorno alla fermata dell'autobus. Abbiamo queste situazioni nelle grandi città in Europa, perché ormai è diventata una situazione di carattere europeo che io come membro del Comitato Europeo delle Regioni ho rappresentato. E poi veniamo anche a di immigrazione, soprattutto per la questione di un flusso di immigrazione clandestina che continua ad essere importante e che deve invece prevedere un'azione di rimpatrio per coloro che commettono, non solo per coloro che commettono i reati, ma in generale per chi non può stare sul territorio nazionale. Cioè serve un'azione forte perché, come vediamo, e chiudo, i reati vengono commessi nella maggior parte da persone straniere oppure da immigrati, soprattutto da immigrati irregolari. Quindi il tema è sia l'immigrazione qualificata, perché ne abbiamo davvero bisogno, no all'immigrazione clandestina che incrementa anche questo tipo di reati. Ecco, il 64%, lo dicevo in apertura e ho citato molti episodi che sono accaduti a Roma e come diceva anche Prevuti e come dicevi tu Fabrizio, non nella notte oscura ma in pieno giorno. Citiamo un dato che è un sondaggio prima di andare ai fatti. Il 64,4% si sente meno sicuro, lo dice Euromedia Research Alessandra Ghiseri, e la garanzia dell'ordine pubblico per 6 italiani su 10 vale la scelta del voto. Poco fa abbiamo avuto qui ospite Gianmarco Centinaio, abbiamo parlato del voto in generale, abbiamo parlato anche delle garanzie che i cittadini un po' vogliono, no? Ecco, Fabrizio Premuti, è un problema, come dice Santori, di mancanza di sinergia, di mancanza di interlocuzione, di dialogo tra le istituzioni o cosa? Allora, sicuramente è un problema, come dice Fabrizio, che saluto, tra l'altro ci conosciamo, siamo intervenuti spesso insieme in alcune riunioni. È sicuramente un problema di mancanza di sinergie, però è un problema che purtroppo viene da una immigrazione che non è stata assolutamente controllata, che non ha pensato all'inclusione, quella vera, quella di cui abbiamo bisogno, ma ha pensato soltanto a portare all'interno e poi lasciare queste persone allo sbando. E queste persone allo sbando alla fine hanno soltanto un metodo per poterla vivere e il metodo è quello di effettuare purtroppo illeciti che vanno dai furti, dalle rapine, agli stupri. Prima parlavo del parco lì del quinto municipio, una donna di 70 anni violentata, stuprata alle 8 di sera, ma insomma voglio dire, questo è inaccettabile. Io credo che questo sia inaccettabile in qualsiasi luogo, ma che venga poi fatto al centro di Roma, insomma, abbiate pazienza, non può essere assolutamente vero. Il 64% orienta il proprio voto sull'insicurezza. E come facciamo a dargli torto a quel 64% di persone che Come facciamo a dargli torto, Fabrizio Santori? Anche perché c'è una lamentela che sta dilagando anche a Roma. Poche forze dell'ordine, pochi vigilanti, stavo leggendo giorni fa, cioè c'è una richiesta molto forte anche di sentirsi garantiti, no? Con le forze dell'ordine che non ci sono, non per demerito loro, ma perché evidentemente c'è una carenza, una difficoltà di personale. C'è anche questo tra i problemi, no?
Sì, non c'è dubbio che la presenza della divisa, e saluto Fabrizio perché è davvero estremo e importante conoscitore dei problemi della città e non solo, è anche un tecnico di assoluta valenza. Allora, dicevo, il tema è quello legato a una carenza delle forze dell'ordine, un maggior controllo, quindi presenza delle divise in quanto come forma di prevenzione. Ecco perché noi abbiamo presentato per esempio con il senatore Paganella un emendamento alla finanziaria che prevede l'aumento del progetto Strade Sicure, quindi militari e forze dell'ordine insieme, all'interno delle stazioni metropolitane. Ma abbiamo voluto fare questo anche perché il pattugliamento è quello che manca, cioè nel corso del tempo c'è stato sempre detto da alcune forze politiche di sinistra, chiaramente senza fare nomi e cognomi, che il pattugliamento militarizzava le strade, lo faceva un governo che era fascista nel mandare in giro le forze dell'ordine a controllare, ma se stanno solo da una parte, fissi, e magari dietro l'angolo accade qualcosa, il cittadino è stanco anche di questo tipo di situazioni, cioè si sente preso in giro. Quindi il tema del controllo del territorio non solo dipende dalla carenza delle forze dell'ordine, ma dipende anche dalle modalità. Quindi spesso le forze dell'ordine si sentono attaccate perché vengono dileggiate da alcune parti politiche, dai centri sociali, attaccate da alcuni politici. No, noi dobbiamo capire che solo con loro noi possiamo difenderci da questa deriva che nel corso del tempo sta portando ad avere le nostre città senza alcun tipo di controllo, e questa forma di deriva può essere bloccata soltanto con modalità diverse di controllo del territorio, quindi con i cosiddetti pattuglioni che non esistono più, cioè forze dell'ordine che girano, che entrano nei quartieri, che li vediamo, che stanno intorno alle situazioni di pericolo, che fermano le persone che commettono reati o comunque che soltanto stanno lì per aspettare di fare il reato, e tutto questo manca nel percorso di questa nostra azione sul territorio. Allora, se c'è una nuova modalità di presenza sul territorio, noi vedremo che o le persone che commettono reati si spostano da un'altra parte, allora li inseguiamo nel pattuglione, diciamo così, oppure se ne vanno in altri paesi a commettere reati. E quindi l'Italia può diventare un paese abbastanza sicuro se ci sono queste nuove modalità di intervento sul territorio, fermo restando che poi c'è tutta l'azione sociale, di inclusione, di recupero delle persone, perché quella non deve mai mancare, non c'è dubbio, però questo buonismo che c'è stato in questo periodo, perché chi fa queste cose è un fascista, e allora poi se accadono questi fatti gravi, queste violenze, soprattutto nei confronti delle donne, non ci dobbiamo neanche lamentare. Cioè, ecco, tu parli di immigrazione ovviamente non regolarizzata, gli immigrati quelli irregolari, no? E cito sempre Luca Zaia, che è stato giorni fa qui da noi e che ci ha regalato un grande titolo dicendo: ci sono gli immigrati regolari, quelli operosi, quelli che lavorano, che sono, ha detto lui, proprio più incazzati di noi, no? Nei confronti di quelli che invece delinquono, quindi c'è anche quella parte buona, no? Di immigrazione regolare che invece aiuta e coadiuva la società. Ecco, Premuti, tu sei d'accordo con Fabrizio Santori? E quanto, ti chiedo, l'associazionismo, quello vero, quello che fai tu, coltivi tu, quello operoso e fattivo, può andare in sinergia con la politica del fare in questo senso? Assolutamente d'accordo con quanto ha detto Fabrizio Santori, ma voglio aggiungere un'altra cosa che forse dovrebbe farci riflettere, ma che introduce un po' il problema dell'associazionismo. Dobbiamo tornare a coltivare i luoghi di ritrovo. Una volta c'erano, gli oratori, ma io sono vecchietto, quindi parlo di un secolo fa. Però erano dei punti d'aggregazione dove le persone socializzavano, i giovani socializzavano, venivano educati, e quell'educazione si rifletteva nella società, perché diventando cittadini educati erano cittadini che facevano il loro dovere, che facevano, come dire, la loro vita e la lasciavano fare a chi avevano intorno, cosa che oggi purtroppo si è un po' persa. C'è l'azione delle associazioni sportive che è encomiabile, perché anche in quel posto insegnano, come dire,
a rispettarsi l'uno con l'altro ed è fondamentale. Quindi noi dobbiamo però adesso tornare anche a far diventare le scuole un punto di educazione, perché le scuole hanno un po' perso quella che era, come dire, la loro missione. Non è soltanto educare nell'insegnamento, ma educare anche a essere dei cittadini civili. E Le questo scuole, Fabrizio purtroppo... Santori, vai. Concludi Fabrizio, prego. Purtroppo... Sì, e questo purtroppo nelle scuole si è perso nel momento in cui l'educazione civica non è stata più materia di insegnamento. E permettetemi di dirlo da ufficiale in congedo, aver tolto il servizio militare obbligatorio, e non perché a me piaccia la militarizzazione delle persone, ma comunque è un altro punto a svantaggio dell'educazione del cittadino del futuro, perché anche lì c'era innanzitutto l'insegnamento a rispettare le regole, cosa che oggi si è perso. C'è una maleducazione strisciante che incontriamo al di là dell'essere immigrati o cittadini italiani, e noi dobbiamo tornare a fare educazione, perché se vogliamo che gli altri ci rispettino dobbiamo imparare a rispettare, ad essere rispettati, ma a pretenderlo. In questo paese si è perso un po' tutti quelli che erano i valori veri dell'essere cittadini e di appartenere a una comunità. In questo paese si è persa addirittura la certezza della pena quando uno delinque, e questo io credo che sia altrettanto inaccettabile. Ecco, la certezza della pena. In apertura chiedo a Fabrizio Santori, ho ribadito molte volte che oggi è una giornata importante per quanto riguarda le donne e anche le conquiste delle donne, perché in questo momento, giornata mondiale, oggi 25 novembre, contro la violenza sulle donne, in questo momento, Fabrizio Santori lo sai benissimo, si sta lavorando in Parlamento finalmente per una proposta, una legge condivisa da opposizione e maggioranza per immettere un reato di una fattispecie diversa, no? E quindi per prevedere delle pene finalmente importanti, fondamentali, a chi merita queste pene, a chi fa del male alle donne. Ecco, in questo senso, no? Anche in Europa, come siamo messi come legislazione, Fabrizio? Perché tu prima hai ricordato il tuo incarico, tu sei membro Comitato Europeo delle Regioni, e poi chiudiamo, perché stiamo chiudendo, in Europa c'è un altro sondaggio, oggi è il giorno dei sondaggi che però spiano dei dati importanti. Il 59% dei sondati ritiene che l'Europa sia completamente schiacciata un po' da tutto, e quindi l'iperburocratizzazione ci rallenta anche nei cambiamenti, anche nella legislazione. Cosa puoi dirci tu che spesso sei da quelle parti? Che polso hai della situazione? Diciamo ci sono tante storture. Prego, vai. Mi sentite? Sì, benissimo, vai. Ok, in Europa ci sono tante storture collegate soprattutto alle tematiche delle nostre imprese, al green folle che ci impongono e tanto altro. Sulle tematiche dei diritti, diciamo, si è lavorato molto, soprattutto sulla questione delle donne, quindi si lancia ampia possibilità agli stati di intervenire, e questo l'abbiamo visto in Italia. Quindi io sono membro del Comitato Europeo delle Regioni e abbiamo discusso proprio recentemente una serie di azioni che possono essere utili ai comuni e alle regioni, perché il Comitato Europeo delle Regioni appunto dà dei pareri preventivi sugli atti che vanno in Parlamento Europeo, che hanno competenza sugli enti locali. E quindi c'è un'attenzione forte, su questo bisogna dirlo, e dallo stesso tempo lascia ampio spazio di intervento, di manovra a tutela e a difesa delle donne. E quindi le norme che sono nate in questi anni, soprattutto grazie alla Lega, ricordo il codice rosso ad esempio che è stato proposto dall'onorevole Bongiorno e dal segretario federale Matteo Salvini, hanno di fatto cambiato il verso negli ultimi anni e dato delle azioni concrete, cioè di vicinanza delle forze dell'ordine che ora sono più formate per raccogliere denunce, per dare priorità agli aspetti collegati alle donne. Solo che serve, qualcosa in più, quindi il tema che comunque i femminicidi ci sono, continuano ad esserci, serve un'azione di carattere culturale a partire dalle giovani generazioni, servono azioni concrete per evitare che le donne non denuncino, perché spesso non denunciano perché sono sottomesse economicamente, non hanno lavorato. E lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, il fattore economico, la violenza economica che è fondamentale, sì. Questa è la violenza psicologica, e tutto ciò che avviene deve essere
raccolto dalle istituzioni e bisogna agire in maniera concreta per dare delle strade alternative, cioè per poter permettere alla donna di vedere, naturalmente, di continuare a vedere i propri figli, perché c'è anche questo di tema, e farlo staccati da persone che continuano invece a utilizzare queste forme di violenza, alcune volte anche subdole. Quindi serve un'azione congiunta, serve di più rispetto a quello che si è fatto, perché le tematiche sono ancora in campo, nonostante le norme che sono state fatte, nonostante l'attenzione forte, i convegni, le iniziative, l'Europa che chiede e che dà degli strumenti, però di fatto è un'azione complessiva che deve partire dalle famiglie, non solo, quindi dalle realtà istituzionali e dalle associazioni che sono fondamentali per il percorso in questa direzione. E l'altro tema è quello della radicalizzazione dell'Islam, perché poi la radicalizzazione dell'Islam è un altro tema che sottomette le donne, e quindi lì si apre un altro capitolo infinito. Lì si apre un altro capitolo, ne avremo modo di approfondirlo. Tremuti, ho 50 secondi, cioè neanche quelli, proprio una battuta super veloce e devo chiudere. Beh, la battuta Fabrizio. allora la voglio fare con un ringraziamento a Fabrizio per l'intervento che sta facendo nel Consiglio Comunale ad evitare il 4º impianto di riciclaggio di rifiuti nel 6º municipio, che anche quella è violenza nei confronti dei cittadini. Municipio parliamo perché ci ascoltano anche a Milano, 6º municipio. Cosa intendi? 6º municipio di Roma, parliamo ovviamente della zona che ho detto prima, di Tor Bella Monaca, di Villaggio Falcone, Centro Serena. Ecco, quella è una punizione che viene fatta laddove un sindaco si permette di togliersi poteri straordinari quando deve decidere a favore dei cittadini, e questo non va per niente bene. Siamo veramente arrabbiati, siamo davanti al Consiglio di Stato su questa questione come Consumer Italia. Grazie Fabrizio per aver sollevato il problema. Ecco, e allora tanto rumore, tanta rabbia che scaturisce in un rumore, di rumore abbiamo parlato, di cose rumorose abbiamo parlato, violenza sulle donne, sicurezza, mancanza di sicurezza, fatti e misfatti nelle nostre città. Di rumore continueremo ancora a farne, e allora io devo proprio chiudere, sono le 17:01, vi saluto, vi ringrazio e spero di regalarvi ancora, insieme alla nostra regista Natalia, qualche nota della grandissima Ornella Vanoni. Ciao e a martedì prossimo! Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente.